E ringraziarvi, signora Presidente. Buon'imbianza di parlare dopo appena di d'angoscia, di gerimo di mancanza a livello finanziario. Bon, è una prova di arrivare a qualcosa di più felice quantunque. Vi volevo parlare, come Romano che rie, vi volevo parlare quantunque di un'esperienza. Allora, Nadio forse già parlato in questo emiciclo, ma è venuto su sa rete sociale preistorica la settimana scorsa un ricordo di De Gianni Va. Infatti De Gianni Va ha avuto l'occasione di Berte accampare a Pinuccia a fine di un master in comunicazione, così a baleso subito a possibile davanti a voi un sommica, un vero studi corsi, ha aiutato di noi un'altra formazione. Dunque abbiamo avuto l'occasione di andare a campare in un quadro di avvine di uno stadio di vin di master a un paese di Gallia. Parlava riunendo di l'esempio gallese e c'è una riflessione che mi è rivenuta, forse d'altronde Jean-Martin Sinarigoda, che era provvisore all'epoca, era sorvegliante in corte, mi aveva permesso di rompere per un tempo un contratto per parte. C'è una riflessione, io era partito con l'idea, come eravamo tutti all'epoca e poi era di più giovani, con l'idea di ufficialità che funzionava e era partito per un paese in cui le affari erano effettivi. E qua là mi sono visto di un affare a Manuetta, quelli che lavoravano un anno. Ci sono tre punti che sono importanti perché una politica linguistica possa essere efficace e che la funzioni. Prima di sicuro c'è l'affare di statuto, questo è un affare importante, ma per noi penso che deve essere d'altronde un nostro oggettivo e ci dobbiamo giungere. Ma a tempo ci sono due altri affari che penso solamente prima di a mossa globale, perché qui hanno spiegato bene, se la c'è un'ufficialità, ma che a tempo non c'è mica a livello dell'educazione, a livello della popolazione, di un mondo economico, di la soci, se non c'è mica una forza e una volontà, l'affare può fiascare anche con una ufficialità. E penso che su livello così, dimmi la franca, porto un messaggio appena più felice non qui, vi faccio un piccolo punto non la settimana scorsa lì stessa. Lunedì sera mi sono trovato in una casa di lingua in corti per la presentazione che era organizzata di un libro dell'amico Marc-Andrea Castellani, donc un libro così, tutto un corso a Sala Carca, 70% di studenti. 70% dei giovani, si parlava di giovani che uno hanno stato assente, due hanno preso la parola e hanno parlato. Che è una. Seconda affare, non saeri, serata di sostegno scuola corsa, in corti di stessa, un caffè Carco in mondo, 80% di giovani, tutte le persone che hanno scontrato hanno parlato un corso con lei. Gioventù che parla corsa, torna una volta. Terzo punto, tutti i giorni all'università, quando go a fare un corso con gli studenti, sono in contatto con la gorsofonia di questi studenti. Di una gorsofonia particolare che non conosciamo tutti, appena un po' rida, di radio passiva. Ma se voi mettete in una situazione di parlare in un corso, a capo di un'ora, sono tutti in capacità di parlare, si sbagliano appena, ma ribiano e a capo di un mese avete giovani che di più in più hanno abbiato l'abitudine e parlano. E io penso a un affare. E beh, oggi sappiamo che a dire bislingua un basta amico, un basta più, perché c'è una realtà in delle famiglie e tutto ciò che volete. Ma tutti questi giovani che sono stati formati in delle scuole bilingue hanno formato forse corsofoni che sono passivi, ma sono corsofoni. Di una popolazione che si può trasformare senza problemi in corsofonia attiva. Dunque, ciò che comunque aveva qui in capo, abbiamo un'epoca d'affari che sono in capacità di mettere in ballo per avere qualcosa di interessante a livello della lingua. Il terzo punto che ho imparato qua là, e che mi hanno detto, e penso che è un nostro scopo maggiore oggi, infatti di l'affare di coordinare tutte le azioni.
e si parlava anche infatti di pianificazione linguistica, e questo è un ruolo a un senso che la deve avere la collettività. L'affare non è mica che non c'è nulla che gli è fatto, l'affare è che ciò che gli è fatto manca di lei, non siamo mica tutti un lei per mettere qualcosa in piazza di abbastanza forte, ma l'azione, l'assoggi, l'azione di collettività e anche un mondo economico pieno di persone così, penso che aspettano di noi qualcosa da lì a tutto questo. E infatti di ciò che noi mandiamo, se voi vedete in dei cartolari di paesi città immersivi, chi domandiamo ai città e ai paesi? Desse o liame tra tutte le azioni che si fanno in un territorio. Di esattamente ciò che c'è da fare con la collettività. Di il ruolo che dobbiamo avere. Dunque, penso che se noi andiamo a fare questo, sapendo che è qui aigo per il comune e aigo per la collettività, c'è una beura che lo gioca a cacciare, di noi la fare di certe comuni già non è per il cartolare di città e paesi immersivi, ma noi non sappiamo mica, forse non abbiamo mica le competenze all'interno, ma ci sono tutti questi ritorni del terreno. In Corsica ci sono piene d'azioni di persone che sono già impegnate e che hanno le idee, che hanno le proposte, e d'altronde si vede un cartolare di Romano, ci sono l'affare che regolano, non le proposte che si può rinnovare. Dunque di già un partiamo mica da zero. Ecco, dunque vi dico francamente, penso, e così non sono mica di natura a fare lamenti. Io penso che oggi abbiamo bisogno di un'azione, ma abbiamo bisogno di noi di portare un discorso che porta una speranza. Così finisco di contarvi a Moida. Da qui a poco, oggi è una storia di giorni, a di essere uomo. Io a Moviola, un conto mica di lasciarli, un lamento di a lingua che muore. Dunque penso che oggi sia ora di metterci in ordine di battaglia, e anche se non mi piace mica l'allegoria di battaglia, pensate un'ultima affare vi lascerà di un antacque. Usabè e le lingue in generale sono affari che da uno ne può avere 100, un locutor, anche se non ne ferma uno, e in capacità di creare 2, 10, 100 locutori. Pensate a questo e finisce Radio così. A ringraziarvi.